Buongiorno dottoressa Preta e grazie per aver accolto questo invito a partecipare a questo brevissimo incontro di partecipazione al nono colloquio di Venezia. Allora, prima di passarle la parola, pensavo così di dire qualcosa su di lei, una breve presentazione, proprio per i più giovani, pensando a loro, alle persone che ancora non la conoscono. Nel senso che Lorena Preta è appunto membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell'IPA e vive e lavora a Roma. Ha al suo attivo un curriculum vastissimo rispetto al quale credo sia giusto così ripercorrere tre tappe fondamentali perché sicuramente saranno significative, immagino, nell'approccio a questo intervento, che sono legate al fatto che è stata ideatrice e curatrice del Spoleto Festival all'interno, Spoleto Scienza, all'interno del Festival di Spoleto, in cui c'erano questi incontri fra il sapere scientifico e la cultura psicoanalitica, che poi hanno dato spunto a questo approccio, diciamo, di contaminazioni anche feconde, che ha guidato tutta come si può dire, il suo essere stato per ben 8 anni direttrice della rivista Psiche. E adesso dal 2008 è responsabile di un gruppo internazionale che appunto si chiama Geografie della Psicoanalisi, da cui lavori poi sono tratti anche dei volumi editi da Mimesis. Allora, visto questo percorso, volevo domandarle se ci può dire, giunti a questo punto della preparazione del colloquio, qualcosa che possa essere significativo del suo intervento senza dire troppo in merito. Senza dire troppo è difficile, anzi viene voglia subito di svelare qual è la cosa che il punto della situazione. Per dire, diciamo, la cosa più generale possibile, potrei dire che siccome ci sono queste tre parole chiave nel colloquio lanciato, no? Per Venezia, che sono diniego, illusione e speranza, io ho cercato invece che analizzarle ognuna, di metterle, diciamo, in relazione, un po' appunto secondo quello stile che lei diceva prima. Ci diamo del tu o del lei? Come viene? Come viene? Allora, essendo anche colleghe, io direi del tu, nel senso appunto in cui dicevi prima che c'è questo mio tema di fondo, che è questa volontà, diciamo, di mettere in comunicazione diverse epistemologie, diversi settori della conoscenza, e anche attraverso dei crossover, degli incroci, no? Ora adesso io non so quanto riuscirò ad incrociare questi tre concetti, però sicuramente scegliendo come ho fatto, e qui è un'anticipazione che rivela il tema, scegliendo come ho fatto di parlare della fantasia di autogenerazione, io cercherei di parlarne vedendo come questo che io ritengo un mito del secolo e soprattutto degli ultimi anni. E devo dire la verità, faccio una parentesi, io già nel 99 ho scritto un libro che si chiamava Nuove geometrie della mente, che era susseguente a un convegno di psicanalisi bioetica, e già ponevo, diciamo, questo tema come il centro un po' della nuova configurazione del soggetto e dei nuovi miti e immaginari sociali che corrispondevano a questo. E mi sembra che dopo 24 anni è rimasto lo stesso, ma è diventato sicuramente più prepotente dal mio punto di vista questo immaginario sociale con tutte le conseguenze che porta. Allora, rispetto ai temi del diniego, dell'illusione della speranza, certamente si può dire che c'è una difficoltà del soggetto sempre più frammentario, dislocato,
che soprattutto nella società occidentale, no? Che si trova a fare i conti con un tipo di linguaggio come quello tecnologico, ma soprattutto quello delle biotecnologie che porta anche dei cambiamenti, dei mutamenti profondi a livello del corpo, no? E rende attuabili delle fantasie che sono state sempre il cuore, l'appannaggio dei miti. Cioè non è che noi non conoscessimo queste ibridazioni tra uomo, animale, piante e animali, piante, uomini, tutto quello che stiamo vedendo. Le conoscevamo già, facevano parte della mitologia dai tempi dei tempi, però sicuramente adesso quello che è cambiato è che queste possono essere agite nella realtà. Allora, cos'è un diniego possibile rispetto a queste cose? È il fatto di avere una sensazione anche un po' catastrofica di questi cambiamenti, no? Per cui bisogna difendersene in qualche modo. E allora ci si difende da questi, ma come ci si difende da quello che ormai stiamo sperimentando come un pericolo reale, che è quello dell'ecologia, cioè dei mutamenti atmosferici che portano a delle situazioni gravi, ma anche i cambiamenti che vediamo realizzati già a livello della famiglia, dell'organizzazione familiare o della comunicazione. Ormai siamo tutti completamente intessuti di comunicazioni virtuali che passano attraverso la rete, passano attraverso dei significati che non sono più quelli che noi attribuiamo alle cose. Sembra che siano i segni della rete ormai che dominano, no? E il linguaggio e il senso che noi possiamo dare alle cose. Diciamo, questo e tanti altri elementi sono degli elementi veramente, dicevo prima appunto, dislocanti, squassanti, che ci portano fuori dal nostro centro, no? E pur essendo già parte della mente, perché fanno parte di fantasie e fantasmi che conteniamo da sempre, pure adesso è come se diventassero difficili da organizzare, manovrare. Appunto, ecco, anche l'illusione, che sappiamo come un tema winnicottiano per eccellenza, può essere un organizzatore, no? Della realtà e della conoscenza. Può essere quella zona di far parte di quella zona di transizione per cui si forma il rapporto tra individuo e esterno, tra soggetto e realtà esterna. Pure questa sembra che diventi qualcosa più di illusionale, nel senso di far parte di una specie di allucinazione collettiva che non con quella funzione che ha a livello psichico profondo l'illusione come funzione appunto dell'organizzazione della mente, ma anche quella che hanno i miti, no? Appunto i miti da sempre hanno questa capacità di organizzare un senso collettivo. Green diceva che i miti stessi erano proprio delle, come le chiamava, degli oggetti transizionali, ecco, diceva proprio degli oggetti transizionali, no? Che appunto servono a elaborare collettivamente qualcosa che l'individuo sperimenta, ma anche viceversa, perché un'altra cosa molto interessante che io penso bisognerebbe sempre tenere in conto è che c'è assolutamente una doppia via, no? Tra l'immaginario individuale soggettivo e quello collettivo, e sono assolutamente conviventi e codeterminanti, sì. Cioè non esiste un immaginario personale, individuale, che non risenta o che non sia collegato. Risenta è troppo poco, che non sia collegato e che non nasca in un immaginario sociale, collettivo, e viceversa. L'immaginario sociale si nutre delle rappresentazioni del soggetto. Quindi ecco, io vorrei, attraverso uno di questi tanti fantasmi, che secondo me però è fondamentale, che è la fantasia di autogenerazione, no? Come di essere degli individui che non vengono da nulla o da qualcosa che è assolutamente inesprimibile. Questo è successo sempre.
se pensiamo ai fantasmi originari, è sempre stato il tema della psiche nel profondo, no? Qual è la nostra origine? Certo. Ecco, ora però è come se questo fosse diventata qualcosa di molto agito nelle varie espressioni poi che la società dà a questo tipo di fantasma. Certo, trovo interessantissimo questo aspetto, no? Di osservare come si declinano questi miti eterni nella società attuale, no? Questo aspetto della mitologia anche attraverso un po' il tempo, e soprattutto trovo assolutamente significativo il fatto che proprio a te spetta il riconoscimento del tanto tempo, tanti anni che sono passati, no, dal momento in cui hai cominciato ad interessarti a questa problematica. Quindi c'è una visione temporale anche lungo questa linea di osservazione che appunto credo che possa interessare moltissime persone anche per i temi così di attualità nei nostri giorni, insomma. Speriamo. Quindi veramente grazie per questa tua anticipazione e ci rivedremo al colloquio allora. Benissimo, a presto, grazie. Grazie.